Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta a pagina Facebook, ospite il sindaco di Padova Sergio Giordani, abbiamo parlato di tutto, anche delle cose non inerenti alla città di Padova, abbiamo un po' anche divagato, però ritorniamo nella nostra città, abbiamo visto tutte le belle cose di questa Padova, che poi tra l'altro nell'anno prossimo festeggerà gli 800 anni dell'università, che è un cuore pulsante della nostra città, e verrà a trovarci il Presidente della Repubblica, però ha detto che viene a trovarci non una visita alla città, ma viene per il volontariato. Esatto, viene il 7 febbraio. Non viene anche per visitare la città? No, Oppure... Spero che abbia un tempo per andare a Cappelle Scovegni, però sta 2 ore qui. È sempre molto impegnato il Capo dello Stato, per cui spero che vorrebbe stare un paio d'ore. A lui interessa molto capire il suo volontariato, per cui lo ospiteremo. È un onore averlo qua, perché va a sancire proprio il discorso del capitale del volontariato. Prima volta una città italiana che diventa capitale europea del volontariato. Per cui sono molto orgoglioso che venga a Padova. No, Padova ha molte iniziative, quindi È venuto per l'anno 800 anni in accademico, è università. venuto per tante cose, per cui è un onore averlo. Certo, sicuramente anche questo. Abbiamo detto l'università, abbiamo visto... Senti, invece ritorniamo... Ricordo che il prossimo anno siamo anche candidati UNESCO. Sì, no, stavo proprio arrivando a ora, perché volevo aprire il concetto dell'UNESCO con l'Urbis Picta, per via che ci sono 2 grandi mostre in essere a Padova, una che è quella del Belzoni e l'altra è quella in Palazzo Zabarella. Stanno andando tutte e 2 molto molto bene. Quella di Palazzo Zabarella è molto bella, l'ho avuto modo di vederla. Belzoni molto bella, bravo l'assessore Colasio, abbiamo fatto in proprio, nel senso ci siamo organizzati da soli. È una bella mostra, vedo molte scolaresche alla mattina che vanno a vederla, perché passo e vedo ragazzi che entrano, vale la pena andarla a vedere perché è veramente bella. Ecco, appunto, e Padova che è candidata con 8 punti molto importanti, ovviamente per diventare ancora una città più importante, perché ovviamente l'UNESCO, dove arriva l'UNESCO, ovviamente viene riconosciuta una parte storica della città, e verrà anche viene una parte storica per quanto riguarda il turismo, perché nel sapere che ovviamente certi siti fanno parte dell'UNESCO, ovviamente creano più curiosità fra i turisti. Si calcola che aumenta il 10% di turismo straniero, molto importante, per cui abbiamo delle cose splendide da far vedere a Padova. Non è solo la Cappella di Scovegni o il Santo, sono tante cose. La capacità dell'assessore Colasio è stata proprio quella di prendere queste 7 cose da far vedere nel globale come città. Era fatto un percorso anche visitabile sotto l'aspetto anche assistito, in modo tale che uno possa vedere tutta la città in una certa maniera. Io sono molto positivo, vedremo in primavera, doveva essere marzo-aprile, se saremo città UNESCO. Io sono convinto di sì. Ricordo che siamo già però con l'orto botanico, e non è facile che una città abbia 2 siti UNESCO, è molto difficile, per cui ben venga, sono molto orgoglioso di questo. Sicuramente è una cosa molto importante, noi l'abbiamo seguita, è venuto a trovarci anche l'assessore Colasio, abbiamo fatto vedere, ancora un anno fa avevamo fatto una trasmissione al Bo, nell'Aula Magna, dove appunto c'erano i rappresentanti dell'UNESCO nazionali, internazionali, proprio per parlare dell'URPICTA. Abbiamo fatto vedere appunto i siti che citava ora il sindaco Giordani, che dovrebbero, molto probabilmente io mi auguro, siano già quasi patrimonio dell'UNESCO. E anche questo è un altro punto importante, ovviamente, che permetterà al turismo di aumentare. Torniamo invece alle nostre piccole problematiche, o belle, parlando del tram sono arrivati i soldi per... Il 10%? E quindi è tutto a posto lì? Certamente. No, le chiedo perché ho visto che il vice sindaco ha detto che si dovrà trovare con gli abitanti di Voltamarozzo per vedere, capire come far passare la linea. Benissimo. E quindi... Ci sarà un dialogo con gli abitanti, l'abbiamo detto all'inizio, sono dei percorsi da definire ancora, sono piccole variazioni ma verranno definite con i residenti, ma
il tram va avanti, cioè, non si è mai fermati. L'unico tempo perso è stato i 4-5 mesi in cui il governo tentennava. Dopo aver confermato il finanziamento, sta andando avanti. Che è venuto fuori un attimino nei giorni scorsi, ho letto sul giornale, per via di deragliamenti, dove anche lei aveva chiesto dei controlli, quindi... È normale, è giusto, la magistratura è giusto che indaghi. La sicurezza è una cosa importante, sia per il cittadino che viene trasportato, sia per chi lavora, per cui non ho ombra di dubbio. Sono stati richiesti da parte dell'amministrazione comunale ad APS ulteriori controlli, sono state prese anche iniziative economicamente importanti per controllare che la manutenzione venga fatta regolarmente da Bus Italia / APS, per cui... Senta, l'unica cosa invece che le chiedo, perché ho letto che quello sui giornali ultimamente, anche noi quando abbiamo fatto il giornale, che ovviamente gli autisti del tram e anche degli autobus sono soggetti ovviamente a essere a continui, o non a continui, è sbagliato dire continui, però delle volte sono molti degli attacchi di gente che non paga il biglietto e quindi se la prende con il conducente del tram o degli autobus, quindi per quanto riguarda la sicurezza di queste persone. Questo mi dispiace molto quando succedono queste cose e chiaramente è affidato a Bus Italia, per cui la responsabilità è loro. Noi stiamo facendo di tutto, incentivando anche questo con rispetto a Bus Italia, perché siano tutelati al massimo. Purtroppo ogni tanto capita questo, spero che capiti sempre meno. Capita, purtroppo, non capita solo a Padova. Io una vita non salgo nei bus, ma hanno la telecamerina e bus, cioè se no. Tu vai in Inghilterra tutti hanno la telecamera con il monitor che controlla. Quando partirà la gara non è stata ancora vinta, è stata vinta ma non ancora assegnata, dovrebbe essere assegnata penso entro il mese. C'è in atto una profonda ristrutturazione dei mezzi, delle logiche, del controllo dei passeggeri. Non c'è ancora, sono ancora tutte cose vecchie nel passato, faremo una grossa innovazione, penso nel giro di un anno, quando ha vinto la gara, per cui la prossima primavera dovremo avere mezzi nuovi, con assistenza, telecamere, tecnologie nuove. Perfetto, senta, prima di concludere, l'ultimo, dobbiamo parlare appunto di pediatria, che anche lì è una storia per insomma, sembra sia tutto a posto, però c'è sempre qualcuno che contesta, addirittura vuole prendere con il Presidente della Repubblica, non dobbiamo farla perché sono troppo alte, insomma, com'è la situazione di Sindaco? Io la sintetizzo... Ho fatto un sospiro quando ho fatto questa domanda. Non ne posso più dire altre cose. Sintetizzo una cosa sola, io sto con le mamme e con i bambini. Sono stato più volte in pediatria, ho visto, sono nati i miei nipoti, ma per visite vi dicendo, stiamo scherzando col fuoco in questa cosa qua. Io non voglio più sentirne parlare, io sto con le mamme e con i bambini. Qualcuno che non ma era... tutti stanno, uno dice... No, qualcuno deve cominciare ad andare a vedere com'è la situazione. È una situazione, professore Perigo, drammatica. Per cui, cosa andiamo in cerca? Perché lo skyline viene rovinato? Io veramente faccio fatica a capire queste cose. Ecco, ma lì continuano i lavori, si starà... Ma certo che continuano. Continuano i lavori, nessuno sta fermato. Loro hanno ottenuto l'autorizzazione perché sono a 26 metri, perché il limite è 25, 26 metri le mura. Per cui sono autorizzati. Dopo uno dice, ma mi rovina il panorama. Anche a me piacerebbe tutto bello a posto, però sarà meglio avere pediatria, ginecologia, sopra le cucine avere una nuova torre, abbattere come si chiama, il monoblocco, finire il policlinico e tutto il resto fare un bellissimo parco verde, oppure continuiamo a lasciare così perché questo non piace a questo e questo non piace all'altro. È la storia di Padova questa. Progetti in continuo, contestazioni in continuo. L'ospedale prima qua, dopo no, non va bene di là, lo facciamo qua. Dopo arriva un altro e dice no, lo facciamo in centro, l'altro lo Padova vostra. Padova, Dio mio, facciamo le cose, siamo concreti. Alla fine siamo una città che con i progetti va avanti in continuazione. Abbiamo definito una cosa, la differenza tra noi e qualche altro paese è discute tanto ma dopo fa. Noi discutiamo tanto, diciamo e dopo continuiamo a discutere. Basta. Io voglio che sia fatta pediatria, punto. Ho detto in maniera chiara, sono con la regione e con l'azienda ospedaliera, punto. Non piace l'edificio, sarà da fare qualche modifica sotto l'aspetto estetico, la faremo, la faranno, non la faremo.
ma io sono con la regione, con l'azienda ospedaliera. Io voglio pediatria, voglio ginecologia, voglio l'ospedale nuovo, voglio Padova Est, e quando dico voglio, lo voglio in senso non Sergio Giordani, come sindaco, come responsabile della città. Perché sto parlando sotto queste veci. Senti, invece per quanto riguarda Sant'Antonio, tutte queste polemiche, lei mi rassicura che rimarrà come prima, viene Flor, mi dice la stessa cosa, ma io sono, però c'è una contestazione che è rinata. Ma siamo bravissimi a contestare. Io mi fido del governatore Zaia, mi fido di Flor, mi fido del dirigente dell'US, Scibetta. Il dottor Scibetta, dicono non cambierà assolutamente nulla, rimane tutto uguale, ma non posso nemmeno pensare che qualcosa possa cambiare, mi cambiano qualcosa, io non ci credo, io ho fiducia in loro, me l'hanno garantito, io ho detto ai sindacati, ho detto a SOS Sant'Antonio, ditemi qualcosa che non funziona e io intervengo. Da gennaio io ho detto in maniera molto chiara, io osservo e controllo tra virgolette, tutto quello che fanno. Se c'è qualcosa che non va, prendo posizione, ma non posso non fidarmi di quello che mi dice Zaia, non posso non fidarmi di quello che mi dice Flor. Io mi fido. Allora dico, no, deve intervenire prima. Deve intervenire prima cosa? Fare sciopero? Cosa, mi incateno a Sant'Antonio? Cosa devo fare? Io mi fido di loro. Datemi casi specifici e vado a verificarli. Ma finché non ho solo chiacchiere e non ho casi specifici, chiaramente non posso intervenire. Dopo, c'è il problema che uno dice, ah, ma mi mandano a Monselice, mi mandano a Piovisacco a fare visite. Io so anche che propongono di andare. Quando uno dice, ho bisogno di una visita, benissimo, va a Monselice, va a Piovisacco, dice, no, voglio stare a Padova. Sta a Padova. Io ho casi specifici di amici, parenti, che ha funzionato così. Io confido che questa sia la soluzione. Non posso pensare che assolutamente venga cambiata l'assistenza per quanto riguarda gli anziani. Non posso pensare, cioè non è possibile, non ci credo. Io voglio vedere, io sono sicuro che rimane tutto uguale. Ho sbagliato, mi prendo la mia responsabilità, però voglio verificare. Vediamo il 2 gennaio succederà. Ma anche adesso ci sono dei problemi. Non è che adesso non ci sono problemi, anche adesso vanno a Schiavonia, vanno di qua, vanno di là, questo è vero. Non è che dopo possa cambiare, io non ci credo. Mi hanno garantito, ci credo alle persone, ho fiducia nelle persone, rimangono qua sia Scibetta che Flor, vediamo cosa succede. Io ho fiducia nelle persone, io credo sempre alle persone, io per principio mi fido delle persone. Oggi è nata anche, non me l'ha chiesto lei, però lo dico io, una piccola polemica sull'auditorio, nel senso che non ha avuto efficacia l'art bonus, ma io mi fido ciecamente di quello che mi ha promesso l'amministratore delegato l'amministratore delegato di Intesa, e mi fido di quello che mi ha detto Fondazione. Io non ho dubbi che porteranno a buon fine quello che hanno detto. Per cui sono sempre convinto delle persone nella positiva. Quindi quello che è uscito, la polemica non c'è l'art bonus, ma quello, indipendentemente, prima ancora che ci fosse il discorso art bonus, io non c'era, per cui hanno promesso, mi ricordo, io ho fiducia in quello che fanno loro. Veloce, Corso Milano, tutto bene? Per quello che mi risulta, sì. Tutti contenti, negozianti, commercianti, la gelateria, la piazzetta, tutto a posto, arriva tutto. No, le chiedo, cioè che tutto io bene. sappia, sì, che sappia, sì. Perfetto, lo stadio, tutto bene? Io passo spesso e volentieri alle 8:15, 8:30. Non è che vedo questi grossi problemi, ho chiesto anche a qualche tassista, non vedo grossi problemi. Quindi tutto bene? Personalmente tutto a posto? Sì. Io le faccio vedere così, lo stadio? Lo stadio, l'assessore Bonavia sta andando avanti. Ma senta, ma è vero che poi Ugurlia ha il nuovo, praticamente il potenziale... Urguglian, Joseph Urguglian, praticamente il presidente, il titolare del Calcio Padova, deve costruire attorno a Padovanello, tutto attorno allo stadio, dovrebbe fare questo? Le chiedo che lei sappia. Certo che so. Ovvio. No, entro l'anno definiscono se fare il famoso Padovanello, vuol dire i campi di allenamento della società,
Ma su che terreno dovrebbero farlo, sindaco? Vicino allo stadio. Ah, lì vicino, ma ci sono buone possibilità che questa proprietà riesca a fare Padovanello proprio vicino? Sarebbe davvero molto bello anche, finalmente non rimane solo lo stadio, ma c'è un po' più di movimento che all'esterno. Secondo me sì, sono buone, ma come sono buone probabilità che venga fatta nel tempo l'arena musicale, venga fatta... quella ho qualche dubbio, però rimaniamo su Padovanello. Io non ho... E chi mette i soldi? No, perché è vero L'importante è che abbiamo qualcuno che sa fare il suo mestiere. Sì. Questo è importante. Io dico, è una zona importante, quella di Padova Ovest, che non verrà fatto l'ospedale. È una zona enorme, enorme. Io penso, spero, mi auguro che tutti quelli che hanno comprato i terreni nel tempo investono per fare qualcosa di diverso. Ci vuole un po' di fantasia, un po' di innovazione. Allora, però andiamo con... Però mi lasci parlare, se no... Ho sempre lasciato parlare. Ormai dirige lei la trasmissione. Magari aumenteremo gli ascolti. Allora, è una zona grande, è una zona in cui c'è solo uno stadio. Mi auguro, spero personalmente che avevano fatto il settore giovanile del calcio a palla, che venga fatta l'arena musicale, che venga fatto qualcosa di ludico, che venga fatto un albergo, che prenda forma tutta quella zona lì, che venga fatto anche un palazzetto sportivo, non so di cosa. Perfetto. Ma è un desiderio che ho in testa, non lo risolvo certamente in un anno o 2 anni. Io faccio i giordani della situazione, io invece sono più pragmatico, sono come la pensa lei, invece che parlare, andiamo con i fatti. Allora, la proprietà, andiamo con ordine, lo stadio, così raccontiamo anche ai nostri telespettatori, ai tifosi al Padova e ai cittadini padovani. Lo stadio verrà ristrutturato con i soldi che abbiamo già detto, mi sembra che Bonavina abbia prestato un progetto. Solo la curva sud. La curva dei tifosi del Padova. E stiamo cercando risorse private per sistemare anche la curva nord. Allora, nella curva sud dove dovranno andare i tifosi del Padova. E sarà un 3.000, anche abbondante 3.000 posti, vicino alla linea a 6 metri dalla linea di campo, per cui molto vicina, tribuna coperta, certo. E dietro si useranno due palestre. Una per quanto riguarda il pattinaggio, una per quanto riguarda il basket. E fra poco dovrebbero... Verranno chiusi i lati, viene fuori un catino. E lì è a posto. Fuori il proprietario del Padova dovrebbe costruire Padovanello. Mi può dire i tempi di queste due operazioni? No, non sono in grado perché devo parlare con loro, devo definire con loro. No, perché tutti gli altri mi hanno detto 7-8 anni. No, non sono in grado, io penso che entro l'anno decideranno qualcosa. Per fare Padovanello, giusto? Per fare il settore campi sportivi. Finalmente anche Padova avrà un settore giovanile, speriamo che il presidente Gurlian riesca a fare questo. Poi c'è l'arena musicale. L'arena musicale mi diceva ci sono dei proprietari che potrebbero sfruttare il loro terreno per creare qualcosa, ma di sostanzioso c'è qualcosa di possibile? Stanno lavorando tutti quanti per progettare, sono investimenti importanti, appunto, per cui un discorso è avere capacità in termini commerciali, imprenditoriali, un discorso è trovare i soldi, sono due cose diverse. Io mi auguro che ci sia qualcuno che farà qualcosa rapidamente e sono convinto che succederà questo. Ecco, e poi lì attorno dicevo ci saranno altre iniziative? No, sto immaginando, quella zona lì è una zona importante, non verranno fatti centri commerciali. Se fatto l'aspetto ludico, per cui vuol dire arena, musicale, i campi del calcio a palla, tante altre iniziative, un albergo, cliniche, non lo so, un altro... qualcosa, un po' di fantasia per utilizzare tutta quella terra. Sono 400.000 metri quadrati, si possono fare tante cose. Ed è bello pensare questo. Io se non me la tiro dietro, però se io faccio un paragone un po' alto, tanto per capirci, e lei conosce benissimo perché è uno che ha girato il mondo, se lei va ad Amsterdam, lo stadio di Amsterdam, lo stadio dell'Ajax, è stato costruito proprio come quello di Padova, fuori dalla città, e quando è stato costruito era una cattedrale nel deserto. Nel giro di 4-5 anni lì vicino hanno costruito persino la stazione dei treni della metropolitana, cioè la diversità tra gli altri popoli e il nostro popolo, che lì hanno costruito. Tant'è che ormai quello stadio ha più o meno 25 anni, è già ritenuto, lei pensi che si parcheggia, i giocatori e l'arbitro parcheggia quasi con la macchina dentro lo spogliatoio, è uno stadio quasi vecchio, obsoleto, e anche la copertura per i concerti. Immagina lei come sono avanti gli altri rispetto a noi. E dopo lei mi dice parliamo mai degli italiani? Ma sì, ma stiamo parlando. Noi siamo una città di 220.000 abitanti. Allora,
Aspetta un attimo, 220. Di più, sindaco. Perché col provincia siamo a no, mezzo milione. Io prendo anche l'università, io credo che questa è una città che è vero Non che siamo lei ha... 220.000 con la popolazione dei comuni autonoma siamo vero, mezzo però io credo milione, che con la vivibile- provincia totale siamo 800.000. Però No, quasi 1 milione, sindaco. 860.000. Però non siamo Padova, sono Padova, nel No, senso... sì, io ho fatto il paragone di Amsterdam, se a Roma, perché noi siamo l'Italia dove lo sport popolare è il calcio, non abbiamo uno stadio della nazionale dedicato al calcio, nella storia della politica italiana, lei pensa come abbiamo lavorato, non Padova, ha ragione su Padova, però a Roma, l'Italia, che lo sport più popolare è il calcio, e lo sport di base è il calcio, non ha uno stadio di calcio per l'Italia. E se lei va, che conosce Londra, qualsiasi altro paese, ce ne sono 10.000, Wembley l'hanno ristrutturato in 3 giorni. C'è 9 milioni e mezzo di persone. Però io mi scusi, credo che Milano ormai sia quasi come Londra, credo che Roma sia una città importante. 9 milioni e mezzo a Londra. Ma Milano diventa importante. No, Milano è una grandissima città, sta funzionando molto bene. C'è uno stadio. A Milano c'è uno stadio e vuole che, ho capito che Ha non è fatto i Londra. privati dall'altra parte? Qui non l'ha fatto nessuno. Vuol dire che c'è qualcosa di diverso da... Wembley l'ha fatto lo Stato a Londra. Certo, quello è un monumento. Per Sì, cui... sì, no, l'ha buttato giù, l'ha rifatto. A Roma abbiamo l'Olimpico e dove gioca la Nazionale che c'è anche l'Atletica, però non c'entra Padova, mi viene una voglia, sai perché dico... Basta contestare. No, lei ha ragione, ha detto una bella cosa, noi parliamo e poi non facciamo. Parlo italiano. Allora io cerco di parlare il meno possibile, No, cercare di fare cose più velocemente possibile. Però non è facile, vi garantisco che è molto difficile. Se io lavoro nella mia azienda, con i miei soci... Farebbe tutto lei, no, con le stesse dinamiche dell'amministratore pubblico in 6 mesi chiudo. È impossibile. È vero. Ci sono delle logiche che sono da impazzire nell'amministrazione pubblica. È vero. A forza di fare leggi, controleggi, non se ne capisce più niente. Io non so come faremo ad andare fuori nel tempo, perché è difficilissimo. Ma secondo lei, proprio in conclusione, è questo eccesso di controlli e della burocrazia è un segnale di garantismo o no? No, Perfetto. Assolutamente no. Io sono fortunato perché ho personale in amministrazione pubblica, dirigenti, persone apicali, ma tutti quanti, 1700 persone, a parte qualcuno, si devono fare tutti. Io sono orgoglioso del personale dell'amministrazione pubblica di Padova, perché lavorano bene. Io avevo un'idea sbagliata prima dell'amministrazione pubblica. Non è vero che non c'è qualità, c'è qualità, abbiamo qualità, parlo di Padova. Purtroppo abbiamo delle leggi, delle normative, delle cose che non si fanno, una fatica tremenda a venire fuori, perché c'è sempre danno erariale, c'è sempre il Corte dei Conti, bisogna stare attenti a tutto, giustamente, però stanno ingessando il sistema non si muove più, non posso assumere un dirigente e fare 10-12 mesi. Cambia il mondo in un anno, cambia il mondo e non ce la facciamo. Certo. E questo è il problema, e stiamo parlando di Padova, figuratevi qualche altra città. Padova, che è presa ad esempio come amministrazione positiva, città e posto, sotto tutti gli aspetti, più grassi di altre città. Certo. Va bene, grazie Sindaco, abbiamo sforato nel tempo, però è stato importante fare una chiacchierata che andava al di là delle problematiche della città di Padova, perché poi quando parliamo della nostra nazione un po' ci teniamo tutti. Grazie Sindaco Sergio Soldani, grazie ai nostri telespettatori, do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares, buonanotte.